Bella a tutti regà, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video post partita di Torino-Cagliari, finita con il risultato di 1-1. Purtroppo mi sono perso il Golden Handez, non stavo a casa, porca troia. Mi sono visto, che più o meno i primi 25 minuti, pure di meno, e poi dal 60° in poi del secondo tempo, quindi quel intramezzo di partita non l'ho vista. Devo essere sincero, c'è un po' di rammarico. C'è un po' di rammarico in questo pareggio perché nonostante è un buonissimo risultato, perché comunque è un pareggio in trasferta contro una nostra diretta concorrente per l'Europa League, c'è un po' di rammarico perché ho visto che il Cagliari, dopo aver subito il gol del pareggio, ha lasciato un po' giocare il Torino e dopo ha insistito. Dopo ha insistito perché voleva trovare il vantaggio, ma questo doveva accadere fin da subito. Io adesso non so se effettivamente il Cagliari, dopo il vantaggio, abbia provato a raddoppiare e a cercare di concludere la partita, però non mi pare, perché l'ho sentita per radio, di aver sentito delle azioni così entusiasmanti per quanto riguarda il Cagliari, sia dopo il gol del vantaggio, tra l'altro segnato da Leon, bellissimo, che però spero di vedere il prima possibile, e all'inizio del secondo tempo. Bisogna imparare che sì, per carità, adesso abbiamo una striscia di vittorie una striscia positiva, mi pare 7 partite. Eh sì, perché le prime due abbiamo perso, poi non abbiamo più perso. E 7 partite con un risultato positivo. Buonissimo, molto molto buono. Però, cazzo, cerca di chiudere le partite, Maran. Ok? Perché comunque potevamo farlo un secondo gol. Nel finire il secondo tempo le occasioni ce le abbiamo avute, quindi perché non farlo fin da subito e limitarsi all'ultimo? Perché? Non capisco, tra l'altro Pisacane mi ha fatto pian corpo quando ha fatto quel tiro a giro, ho detto se entra spacco casa, mamma mia. Un pareggio che comunque, ripeto, è un pareggio ottimo perché ho ottenuto in trasferta contro il Torino. Io ho sinceramente molta paura di questa partita perché il Torino non la riusciva a leggere, faceva delle partite stranissime, perdeva contro squadre allucinanti e vinceva contro squadre allucinanti, cioè nel senso perdeva contro squadre con cui non doveva perdere e vinceva contro squadre con cui non avrebbe dovuto vincere. Era un po' strana come cosa, è un po' strana come cosa. Siamo comunque riusciti a strappare un punto che uno è meglio di zero, però provo sinceramente un po' di rammarico, perché ripeto, secondo me le partite vanno chiuse. Le partite vanno chiuse, specialmente queste partite qui. Però, buonamente. Non voglio andare a guardare la classifica, io sinceramente adesso, per carità, stiamo in alto, lo so. È bello vedere il Cagliari là in alto, però sulla classifica mi voglio concentrare alla 38esima giornata, perché concentrarsi adesso per poi rimane inculati alla 38esima non mi piace più di tanto. Preferisco godere all'ultimo se ci sarà da godere o bestemmiare all'ultimo se ci sarà da bestemmiare, credendo e sperando che non sia così. E niente, regà, non c'ho tantissimo altro da dire per quanto riguarda la partita. Speravo solo che il Cagliari avesse più cattiveria, nel senso che provasse di più a cercare il gol del vantaggio. Non è stato così, però non sa famo via male, perché comunque, ripeto, è sempre un punto ottenuto in trasferta contro il Torino, che è tanta roba. Niente raga, il video finisce qui, fatemi sapere voi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e detto questo noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!